Allora, siamo tornati in onda, abbiamo con noi l'avvocato Salvatore Fratallone, ben arrivato, Buongiorno a tutti i che ci ha telespettatori e a voi. seguito però, anche se non è riuscito a entrare in studio. Devo aggiungere qualcosa alle attente osservazioni che sono state fatte prima? Sì, diciamo che il caso di Giuliano Amato è un caso emblematico perché lui prende oltre 1.000 euro al giorno di pensione. E Di quindi pensione, quindi non 1.000 euro No, al 1.000 euro giorno. di pensione al giorno, che sono oltre 31.000 al mese. E lui è uno dei giudici che è stato nominato da Napolitano alla Corte Costituzionale, i giudici del massimo organo che dichiara se una legge è o no compatibile con la Carta fondamentale italiana, ed è uno dei giudici che ha firmato la sentenza con cui si è detto non va dichiarata incostituzionale la legge che taglia le pensioni d'oro. Cioè, proprio lui, con un piccolo conflitto di interessi, e tanto nessuno può appellarla a questa decisione, ha detto che le pensioni d'oro non andavano tagliate. Vorrei precisare per un'altra cosa, siccome ci sono degli organi di stampa, anche di alcuni politici, che cavalcano questa faccenda delle pensioni d'oro, il problema non è tagliare la pensione d'oro e tagliare chi prende i 3.000 euro al mese o giù di là. Il problema è di tagliare la pensione a coloro che pigliano degli emolumenti senza aver mai versato i contributi. Cioè la cosa scandalosa è questa. Persone che hanno fatto qualche settimana o qualche mese con qualche incarico politico e poi si pigliano per tutta la vita, finché non andranno in paradiso o all'inferno, una pensione senza aver versato alcun contributo. E questa è la cosa vergognosa. Scusa, lo chiamano vitalizio appunto perché non è la pensione comporta anche il versamento dei contributi. Il vitalizio è una donazione. Sì, però è come avergli messo un biglietto vincente della lotteria in tasca a una persona che ha ricoperto incarichi politici. Io da cittadino dico è una cosa vergognosa. La pensione va data a coloro che hanno versato i contributi e gli altri a casa. Questo è il primo ragionamento che mi sento di fare. E poi forse un altro spunto può essere questo. Sento in questi giorni i vari programmi dei politici di quello che faranno nelle nostre città. Questa mattina ero al telefono con un medico dell'Emilia Romagna, stanno fiorendo molte liste locali o comunque si sta facendo un ritorno alle esigenze dei cittadini, del territorio. Viceversa, da Roma i caporioni dei partiti dicono che si devono seguire determinate alleanze. Ecco, io ho l'allergia all'eczema per seguire questo tipo di cose, anche perché chi sta a Roma non conosce i nostri problemi, ma non perché Roma è Roma. No, sono cose completamente diverse. Perché qui abbiamo delle esigenze locali, così come in Veneto ad esempio, dall'esterno non si capiscono, non si percepisce, se non in modo goliardico o superficiale, l'esigenza del Veneto di diventare, secondo me, una regione di statuto speciale. C'è un controllo sulla spesa, sui redditi che vengono incassati, quindi sull'ammontare delle imposte, che vengono trattenute e spese per i veneti, per tale intendendo ovviamente quelli nati qui o quelli che qui ci lavorano o ci abitano con la famiglia, è un'esigenza fondamentale. Noi abbiamo perso il controllo sulle nostre imposte. E questa è una cosa che non può accadere. Quindi ridare la dignità ai cittadini di questa regione significa ripartire dalle esigenze. Ecco, lei come ha visto l'azione che è stata intrapresa nei confronti degli, tra virgolette, indipendentisti? Ma allora, Casale Scodosia è un posto molto famoso in Italia, ci andavo da piccolo per comprare mobili e oggi molte di quelle aziende sono chiuse perché la crisi ha falcidiato soprattutto le aziende di quel settore ed era un posto famoso per il carnevale allegorico. Io non voglio sminuire le indagini fatte dalla magistratura perché non conosco il carteggio, però pensare che ci sia il minimo della soglia, lo dico da penalista, infatti volevo chiedere il suo parere come penalista perché è stato preso. Il cosiddetto tanco, chiamatelo come volete, per la ruspa da guerra, insomma, perché tale era a tutti gli effetti. Francamente diciamo che ho qualche perplessità. Poi ci sono queste bombe orologeria, prima delle elezioni si comincia a parlare di queste realtà. Io penso che faccia molto più scandalo per noi padovani una persona che viene arrestata nella stessa settimana per 3 volte di fila in flagranza di reato, per atti di brigantaggio in zone peraltro pubbliche e per la 3ª volta viene liberato, perché d'altronde sono state applicate di nuovo le leggi dello Stato, e la vittima del reato, la 4ª volta in cui quello commetterà il reato a distanza di pochi giorni, non denuncerà più il fatto all'autorità perché è sfiduciata. E la cosa più brutta sono quando i cittadini perdono fiducia nello Stato. Ecco, lei è presidente di Padova Sicura.
Sì, ma abbiamo creato un'associazione che era nata all'inizio del 2014, i primissimi giorni, quando il parroco di Santa Giustina disse che Padova rasentava il Far West, c'erano degli oggettivi problemi di ordine pubblico riscontrabili sotto gli occhi di tutti. Ci fu una levata di scudi, un'indignazione di qualche ben pensante che nei salotti della politica ha detto: come ci si permette di dire che qualcosa va male, qui va tutto bene. Abbiamo assistito progressivamente a una escalation degli atti aventi rilevanza penale, ma dei reati contro le famiglie, delle persone che ti vengono in casa finché dormi, degli atti di violenza, non solo delle truffe e delle rapine. E abbiamo visto che a fronte di tante riunioni dell'ordine pubblico manca la prima cosa, cioè ammettere che Padova ha un problema di sicurezza e che bisogna porvi rimedio. Ovviamente non ci vuole solo un intervento di carattere repressivo, ma non si può neanche negare che ci voglia anche quello di carattere repressivo. Togliere la polizia municipale, ad esempio, per colui che diventerà un domani sindaco, dalle scartoffie di un ufficio, dalle multe, attività che possono benissimo essere fatte dal personale amministrativo dedicato a quell'ufficio con apposite competenze, e mandarlo in strada ha un effetto deterrente, ma oggettivo. Abbiamo visto addirittura che una delle persone all'Arcella, che ha affermato proprio quello che dicevo prima, che aveva arrestato per la terza volta in flagrante, in arrivo della pattuglia, erano i ragazzi, le persone del presidio Arcella, diciamo Forconi, il gruppo 9 dicembre. Ce l'hanno fermato loro, perché casualmente erano lì, hanno avuto lo spirito di iniziativa tipico di ogni buon cittadino, che è intervenire per impedire che un reato venga commesso. Ma non possiamo fare affidamento sul fatto che il cittadino sia un eroe. Paghiamo le imposte anche perché lo Stato ci garantisca il primo requisito, di stare in una città vivibile. Quindi il problema dei marciapiedi, il problema dell'illuminazione, il problema di una ZTL che è esasperata e ha fatto morire il commercio, il problema di tasse comunali che sono al top di quella fascia discrezionale che il comune potrebbe stabilire, guarda caso Padova sceglie sempre il livello maggiore e mette in ginocchio più alte in le imprese, gli artigiani, i professionisti. Sono veramente ormai pancia a terra da questo punto di vista. E poi fa investimenti. E invece dobbiamo cambiare. Con gli esuberi, con i soldi che ha in cassa, fa investimenti acquistando i fondi di spazzatura americani. Della Lehman Brothers. Io penso che la città abbia bisogno di riportare, come si può dire, se fosse una lente di ingrandimento, il fuoco della lente, la messa a fuoco proprio sui problemi reali dei cittadini, senza avere slogan e senza anche preoccuparsi di dover fare alleanze con realtà diverse dalla propria. Cioè è talmente preponderante fare qualcosa per la città che dovremmo veramente unirci l'un con l'altro, dandoci la mano in un'unica stretta. Questo vale per la realtà di Equitalia, ma vale per un po' tutte le cose di cui parliamo. Pensate a un nuovo ospedale. Pensate che certamente avere un ospedale all'avanguardia è un fiore all'occhiello per la città, ce li invidiano tutti. Io ero a Lucera, quindi a un'ora e mezza da Bari, sopra Foggia, il fine settimana per lavoro, e ci dicevano: caspita, voi avete un ospedale in cui i medici, i servizi sono invidiati da tutta Italia, ma non solo perché avete bravi medici, perché avete l'attenzione al paziente. In Veneto questo, perché poi non è che... E anche Padova, anche Padova. Avevo persone che venivano ricoverate anche di Napoli la settimana prima, 2 settimane prima, mi hanno detto la stessa cosa. Quindi vengono da tantissime città per farsi ricoverare nel nostro ospedale. Il pensiero di portare l'ospedale in una zona che praticamente è limena, cioè Padova Ovest, dove c'è lo stadio, significa togliere l'ospedale ai padovani. Io avevo i miei genitori che oggi andavano all'ospedale a piedi, se serviva sarebbero andate con un mezzo pubblico. Allontanare l'ospedale significa che Padova si tiene soltanto a Sant'Antonio, l'ex CTO, in zona Facciolati, che non ha tutti i reparti. Però ovviamente. È difficilmente raggiungibile. Cioè, l'altro ospedale è difficilmente raggiungibile. Ma anche quello centrale non ha posteggi, le persone non normalmente... Ma allora è un problema di posteggi, mi sta bene. Ma allora che venga interrata quel pezzo di strada che attualmente taglia in 2 la zona ospedaliera, che venga fatta una nuova piastra ospedaliera lì sopra, le strade passeranno sotto. L'ospedale deve restare nel cuore della città. Sapete cosa vuol dire spostare l'ospedale con i medici che insegnano in aule accademiche lontane dall'ospedale? È il disastro. Pensate a quello che è successo con l'istituto profilattico, dove i problemi sono gli stessi. Lo zooprofilattico. Cioè, bisogna fare in modo, medicina è molto delicata. Tra l'altro l'università ha speso un sacco di soldi per fare le nuove sale operatorie, che avranno bisogno di molti anni per essere ammortizzate. E sono di nuovo sale operatorie all'avanguardia. E noi adesso prendiamo tutto, buttiamo all'aria e spostiamo dall'altra parte. Facciamo in modo di far diventare fiore all'occhiello
del nostro Veneto e dell'Italia intera questo ospedale. È stato calcolato che con un terzo di spesa prevista per poter fare il nuovo ospedale, va bene, si può ristrutturare quello che già c'è, esatto, facendo le infrastrutture. E costerebbe un terzo, sarebbe 2/3, che non so a quanto ammonta, ma certamente sarebbe molto più utile. E tra l'altro bisognerebbe fare la linea del tram, ha detto Ivo Rossi, proprio per andare a portare un mezzo pubblico di linea moderno nella zona di Padova Ovest del casello autostradale, il che significa di nuovo martoriare la città almeno per 2 o 3 anni, come è successo con le precedenti linee. Io abito alla Guizza, so cosa è costato chiudere via Guizza per qualche anno. Assolutamente. Diciamo che le diatribe, io all'epoca ero senatore accademico all'Università di Padova e questo era 5 o 6 anni fa. E già si parlava e si continuava a parlare dell'ospedale, della costruzione del nuovo ospedale. E naturalmente l'indirizzo all'epoca del rettore Zaccaria, prima ancora di Milanesi, era quello comunque del nuovo ospedale, di fare la nuova struttura e mi ricordo che il Senato accademico aveva dato parere favorevole alla costruzione del nuovo ospedale. Non parere all'unanimità, perché c'erano stati degli astenuti o dei contrari come il sottoscritto alla costruzione del nuovo ospedale e là l'iter era iniziato appunto. Certo che molte cose sono state dette, molte se ne diranno. Noi abbiamo una struttura, il nostro ospedale civile, il Corpo Centrale Ospedale Universitario, che comunque è incastonata all'interno della città, è vicina ai servizi, è vicina all'Università di Padova, perché poi non riesco a immaginarmi studenti, professori che si devono spostare dalla struttura universitaria alla struttura ospedaliera. Diventerebbe un po' arduo con l'allungamento delle tempistiche e dunque conseguenza di disservizi sia per il corpo docenti che quello studentesco. Quindi anche lei come giovane vede delle difficoltà oggettive? Sì, ci sono. Affrontiamo il tema adesso, stiamo parlando di riforme in generale, eccetera, di ristrutturazioni di altro genere, quindi l'apparato fiscale, questo anche oggetto dovrebbe avvenire a maggio se non sbaglio. Sì. Quindi dice che attacchiamo ad Equitalia, no? Sì, Equitalia è stato un fallimento assoluto. Ricordo a chi non lo sa, ma credo lo sappiano tutti, che l'Equitalia è un ente privato a funzione pubblica con azioni in un SPA e le azioni appartengono al 51% al Ministero dell'Economia e al 49% al Ministero della Salute. È stato ideato perché l'INPS e l'INELE avevano bisogno di recuperare i contributi che non erano stati versati, quelli volontari ed altri tipi di contributi. Però poi dopo un ente di riscossione che ha accorpato e quindi ha eliminato tutti gli altri consorzi che esistevano prima di riscossione, perché c'erano tanti, c'era Agelico, adesso non ricordo il nome, va bene, è stato un bene perché c'è un ente unico, anche se poi suddiviso in Equitalia Nord, Centro e Sud, comunque è un ente unico, però è immorale da parte dello Stato e da parte di chi che chi incassa del denaro per conto di contributi, spese, eccetera, debba anche incassare un aggio, una provvigione. Non lo chiamano aggio perché la provvigione sa di commercio, no? Comunque aggio era il 9%. Quando abbiamo protestato tutti che ci sono stati anche i suicidi, cosa hanno fatto? Beh, anziché il 9 facciamo l'8. Poi dopo i conti che fanno sono tutt'altra cosa. Si sono inventati anche i conteggi sulle more, sulle indennità di mora, sulle rateizzazioni. Insomma, morale della favola. Da conti fatti non hanno neanche incassato quello che serve per mantenere le loro strutture. Vabbè? A detta anche dai vari ministeri. Gli enti poi che hanno dei crediti che sono stati prescritti e che vengono arbitrariamente incassati dall'Equitalia, perché non è che vai all'Equitalia e ti dicono questo non lo devi pagare tutto. Vabbè, la gente in buona fede non deve pagare, paga lo stesso. Quegli importi che sono stati versati per delle multe, per dei contributi, per delle tasse, va bene, e non incassati nei 5 anni successivi dalla notifica della cartella, vengono messi a bilancio dall'ente impositore, accertatore, da chi avanza i soldi, come partite non più riscuotibili. Quindi l'hanno cancellati, non c'è. Allora io mi domando, ma questi soldi poi che fine fanno se non vanno all'ente? Se li mettono in tasca loro? Non lo so. Qualcuno diceva che
pensare male qualche volta si azzecca, no? Però a un certo punto ci sarà qualcuno. Noi abbiamo anche tentato di mettere davanti alle responsabilità i responsabili del procedimento, però non si può applicare, e qui l'avvocato magari penalista può darmi atto, non si può applicare l'articolo 324 del codice penale, secondo comma, perché queste persone non sono pubblici ufficiali. Diventano pubblici ufficiali quando vanno a fare i pignoramenti, poi quando sono dentro non sono pubblici ufficiali. Anche questa è un'altra anomalia da vedere. Siete pubblici ufficiali o no? Perché se siete pubblici ufficiali vi apro le porte, fate il pignoramento, fate quello. Se non siete pubblici ufficiali, vabbè, io vi do tanti calci nel sedere e chiamo i carabinieri che vi arrestano, va bene, se non altro perché diciamo per vagabondaggio, perché tante cose non li faccio fare. Ma io ho la forza di farlo. Ieri, ma tutti i giorni posso dirlo, è venuto un signore a cui l'ho mandato all'Equitalia, fatti fare l'estatto di ruolo, cartella per vedere quello peschito, quello devi pagare. Lui ritorna e mi porta un foglio continuo dove ci sono debiti tributari, sanzioni amministrative, dove non puoi risalire anche per poter fare. Allora ho detto, guarda, ti ho detto cartella per cartella, gliel'ho messo per iscritto. È tornato e ritornato e dice, guarda che la signora mi ha detto che fanno così. Ma dico, come fanno così? Tu hai diritto ad averla. Allora mi ha detto, tornato di nuovo, mi ha chiamato, guarda che non voglio farlo, me la passi al telefono. Ah, buongiorno dottore, buongiorno. Sì, ma non ci hai spiegato bene e gliene faccio subito. Visto. Allora, ecco perché il supporto sì, perché non è pubblicità, prego. No, solo questa questione è che il provvedimento che è stato fatto, che scadeva se non sbaglio il 31 marzo scorso, era, siccome caro contribuente sei inguaiato fino al collo e non puoi pagare le cartelle di Equitalia, ti faccio lo sconto facciamo così, ti faccio lo sconto degli interessi, ma mi devi pagare tutto subito anziché rateizzare. Ma se non ce la faccio a pagarti, come... ma tu sai è veramente la follia. Sai quanto sono gli interessi? Su 10.000 euro erano 200 euro. No, ma quindi mi devi dare 9.000 se uno li avesse subito. avuto rateizzava, Esatto, appunto, lo basta. faceva subito. Anche Ma chi fa queste disposizioni? È un mentecato o fa non ha apposta? problemi, non ha È problemi la stessa del genere. persona forse che mette all'asta le auto blu su eBay e però hanno in corso il bando per l'acquisto di 200 nuove automobili. Me la devono spiegare questa. È la stessa persona che tassa le banche e con l'altra mano gli dà i soldi da dietro. E nessuno se ne accorge, comunque accetta tutto e di più. Pubblicità.